Va ora in onda la rassegna stampa. A voto para Andrei, Forti, onori ai caduti. Avanti. Marcia! Amiche, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Generalmente noi cominciamo la rassegna stampa con un pezzo scanzonato perché abbiamo voglia di cominciare col ritmo giusto. Stamattina avete ascoltato la fanfara dei bersaglieri di Bedizzole che ha suonato per voi la leggenda del Piave e poi il silenzio, perché questo è un video che è stato girato a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, il 3 settembre del 2019, quando la fanfara dei bersaglieri di Bedizzole, insieme all'Associazione Alpini d'Italia, ha reso omaggio al monumento ai caduti di tutte le guerre. Sapete che la canzone del Piave è la canzone della Grande Guerra, la Grande Guerra che fu l'aspirazione e il completamento del sogno dell'unità d'Italia, soprattutto con Trento e Trieste redente. Ecco, dedico la leggenda del Piave alla signora o signorina Catarina Zeller, neoeletta sindachessa di Merano, la quale ieri, quando le è stata messa addosso la fascia tricolore, ha ben pensato di levarsela d'urgenza, neanche fosse sporca o evidentemente fosse urticante, non lo so. Generalmente, per quanto io sappia, quelle fasce sono fatte di tessuto e non danno nessuna reazione allergica. Dedico questo pezzo alla signora Zeller per un motivo molto semplice. La signora Zeller, eletta con il Süd Tirol Volkspartei, appoggiato peraltro dalla sinistra in quel di Merano, come ti sbagli, la signora Zeller è una funzionaria di fatto, perché è stata scelta col voto dei cittadini, chiamata a rappresentare la Repubblica Italiana. Ecco perché deve portare quella fascia. La signora Zeller, in quanto sindaco, rappresenta la Repubblica Italiana a Merano, percepisce uno stipendio dalla Repubblica Italiana con i soldi quindi anche di gente che vive a Sondrio, a Tirano, a Lampedusa, nei posti più lontani da Merano, il più lontano possibile. La signora Catarina Zeller dimentica inoltre che quella bandiera non rappresenta soltanto 600.000 ragazzi che sono andati a morire su quelle cime da ogni parte d'Italia perché c'era da vincere una guerra mondiale, perché c'era da unificare l'Italia. Rappresenta quella bandiera l'involucro in cui spesso vengono avvolte le bare di tanti ragazzi che ancora oggi tornano da svariate parti del mondo dove sono andati a servire questo paese.
è la bandiera che avvolge i nostri morti delle guerre di mafia. Quando Falcone e Borsellino sono morti, le loro salme sono state, i loro feretri sono stati avvolti in quella bara, e così i loro uomini della scorta, e così gli uomini della scorta di Aldo Moro. Quella bandiera è un simbolo, ed è un simbolo che è stato onorato dal coraggio, la dignità e il sacrificio degli italiani, sacrificio anche a costo della vita, ma viene onorata ogni giorno da ogni singolo cittadino italiano che lavora e paga le tasse in questo paese e cerca per quanto possibile di continuare a comportarsi per bene, malgrado tanti siano gli incentivi a comportarsi per male. Per cui, gentile signora Zeller, se a lei quella bandiera, se a lei quella fascia rappresenta qualcosa di urticante o che non gradisce, lei non solo è libera di togliersela, ma ha il dovere di dimettersi dalla carica che le è stata inopinatamente assegnata. Aggiungerei anche un'altra cosa: se lei non si trova bene con questa Repubblica che peraltro a lei e ai cittadini di Merano, così come a molti altri atesini, grazie a un alto atesino di nome Alcide De Gasperi, forse nel suo libro non c'era, ecco, che era già stato peraltro deputato al Parlamento di Vienna, si ricordi anche questo. Beh, grazie al signor Alcide De Gasperi, futuro beato della Chiesa Cattolica, lei gode di esenzioni fiscali e vantaggi che probabilmente l'Austria a voi altri nemmeno riconoscerebbe. Se tutto questo non è di suo gradimento, il confine con l'Austria da Merano è vicino, oppure, se non vuole espatriare, può tranquillamente dimettersi dal ruolo di sindaco, visto e considerato che nel levarsi quella fascia che tanto le dà l'orticaria, lei ha offeso non solo me, ma tutto il resto di questa nazione. E adesso cominciamo la nostra trasmissione. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 20 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che per ora sto sostituendo io, le videopillole, noccioline, caramelle e molta altra bellissima roba pronta per voi. A quali coordinate incrociamo? Ma so posso dir, ma suor Giuseppe, dopo mutando, scoraggiando degli squallo, re che diamine. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure, se preferite, 0292947222 quando lo dirò io, cioè dopo le 9, così abbiamo il tempo di farci sta rassegna stampa in santa pace. Quali sono i temi odierni? Intanto il nostro Francesco Pastore delle nostre magiche onde, buongiorno, buon lavoro anche a te. E quali sono i temi di oggi della rassegna stampa? I temi sono quelli che monopolizzano peraltro le aperture dei quotidiani e anche delle agenzie. La telefonata di ieri tra Trump e Putin, il tema del terzo mandato per Fedriga e più in generale per le regioni a statuto speciale, il governo ha impugnato la legge trentina, il delitto di Garlasco e poi appunto questa sciagurata vicenda in quel di Merano, non diciamo sciagurata, ma certamente non molto gradevole vicenda in quel di Merano, dove la signora sindachessa Zeller, che ripeto ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, ha ben pensato di non mettersi la fascia tricolore. Allora, può sempre dimettersi però se non condivide la cosa. Questo è un paese libero, sia chiaro. Va bene, cominciamo con le agenzie, eccoci qua, questa è l'ANSA. Putin respinge la tregua ora, ma è pronto a trattare la pace. Trump: sarebbe fantastico avere i negoziati in Vaticano. Zelensky: pronto a studiare l'offerta russa sui memorandum. Non ci ritiriamo dalle zone sotto il nostro controllo. Meloni: l'Italia pronta a facilitare i contatti per la pace.
Ancora il Medio Oriente, raid israeliani su Gaza, 44 morti nella notte. La decisione, il Consiglio dei Ministri ha impugnato il terzo mandato, la Lega vota il no e strappa. Fugatti, atto istituzionale molto pesante. Ecco, sarà interessante sentire Claudio Borghi poi dopo le 9:30 con la scuola di magia. Il catamarano killer a Venezia, Anna non aveva un contratto di lavoro, ha tentato di salvarsi. E andiamo a vedere anche la BBC, che cosa ci dicono i nostri amici in Inghilterra. Ecco qua l'apertura, ovviamente dedicata alla telefonata di ieri tra Trump e Putin. La telefonata di Trump con Putin mostra il cambiamento di passo sui colloqui di pace per l'Ucraina. Le dichiarazioni da entrambi i leader mondiali rivelano due diverse realtà sul modo in cui bisognerà chiudere la guerra in Ucraina. L'analisi è del collega Anthony Zerker, che è corrispondente per il Nord America della BBC, e lui dice: l'anno scorso Trump aveva promesso che avrebbe chiuso la guerra in Ucraina in 24 ore. La scorsa settimana ha detto invece che la guerra non sarebbe finita fino a quando lui e il presidente russo Putin si fossero incontrati e avessero discusso l'argomento di persona. Lunedì la situazione è cambiata ancora, si è ribaltata di colpo, per citare Aldo Giovanni e Giacomo. Dopo una telefonata di 2 ore con Putin, Trump ha detto che le condizioni per un accordo di pace possono essere negoziate solo tra Russia e Ucraina e forse con l'aiuto del Papa. Inoltre, il presidente americano non ha perso il suo senso d'ottimismo a proposito della prospettiva della pace, postando sui social media che le parti in causa avrebbero iniziato immediatamente dei negoziati per un cessate il fuoco e la fine della guerra. Questo sentimento era, diciamo così, in contrasto con la visione russa. Putin ha detto soltanto che il suo paese è pronto a lavorare con l'Ucraina per stendere un memorandum su un possibile futuro accordo di pace. I colloqui sui memorandum e naturalmente un possibile futuro di pace sembrano difficilmente il genere di terreno solido sul quale si possano costruire degli accordi di pace duraturi. Putin ha inoltre enfatizzato che qualunque soluzione dovrebbe gestire le cause chiave della guerra, che la Russia ha dichiarato nel passato essere il desiderio dell'Ucraina di avere dei rapporti più stretti con l'Europa. Su Truth Social, dopo la telefonata, Trump ha detto che la Russia e l'Ucraina inizieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco, aggiungendo anche che le condizioni per questo cessate il fuoco saranno negoziate tra le due parti. Ma c'è una possibilità che l'ultima posizione presa da Trump sulla guerra in Ucraina possa essere segno che gli Stati Uniti alla fine decideranno di abbandonare il tavolo dei negoziati. Poco dopo, sempre lunedì, Trump, cioè ieri, Trump ha detto che lui non si sarebbe ritirato dalla gestione dei colloqui o dall'arrangiamento di colloqui tra i due paesi, ma ha riconosciuto che ha una linea rossa in testa. Sono coinvolti dei grandi ego, ma penso che è qualcosa che succederà, ha detto Trump. E se non succederà, appunto, che ci sarà l'accordo sul cessate il fuoco, io mi ritirerò e loro non dovranno fare altro che andare avanti. Una tale mossa, naturalmente, porta con sé una serie di domande e rischi. Per esempio, se gli Stati Uniti si lavano le mani della guerra, come hanno minacciato anche il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, significa che gli Stati Uniti potrebbero anche togliere l'appoggio militare e di intelligence all'Ucraina? E se questo è il caso, ci può essere allora uno sviluppo che la Russia, con le sue forze che sono ovviamente di maggiori dimensioni comparate a un'Ucraina che perde l'appoggio americano militare e di intelligence, questa è una cosa che i russi potrebbero chiaramente sfruttare a loro vantaggio, apprezzare. Questa possibilità è sufficiente per preoccupare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È importante per tutti noi che gli Stati Uniti non si allontanino dai colloqui e dalla ricerca della pace, ha detto lunedì
dopo la telefonata Trump-Putin. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, eccole qua. Nel frattempo che ora si è fatta, le 7:43 e 24 minuti. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, ovviamente le aperture sono tutte su questa telefonata Trump-Putin. Lentissimo disgelo sul conflitto tra Russia e Ucraina, l'attività diplomatica resta intensa, però senza concreti passi avanti. Telefonata di oltre 2 ore di Trump a Putin, per ora da Mosca solo mezze aperture, Leone XIV dopo Zelensky incontra Vance, la Santa Sede si conferma crocevia per la pace. L'operazione di terra a Gaza, primi aiuti, Netanyahu va avanti, l'accordo, Londra e UE si riavvicinano con i giovani e la difesa. Di spalla, autonomia, no della Lega al ricorso contro la legge trentina deciso dal governo, regioni, il terzo mandato spacca la maggioranza. La fotonotizie a centropagina, calcio, incassi e bonus nel mirino della criminalità, clan in campo, Foggia, commissariato. Corriere della Sera, mitico Corrierone, Trump-Putin, prove di tregua, colloquio di 2 ore, informati Zelensky, Meloni, gli altri leader, Donald apre ai negoziati in Vaticano. Lo zar, pronti a lavorare con Kiev, Vance dal Papa, l'invito alla Casa Bianca. Ecco qua Vance che colloquia con Leone XIV. Parla il commissario Dombrovskis, le incertezze per i dazi pesano sulla crescita, di spalla, tensioni sul terzo mandato, la maggioranza si divide, il governo impugna la legge trentina, Lega contraria, ira di Fugatti. La notizia poi che vi abbiamo dato ieri nel corso di Zoom, Lomazzo, scontro col tir, 30 bimbi feriti, incidente in gita scolastica, la maestra muore sul bus, e poi Garlasco, oggi gli interrogatori, Sempio e Stasi dei PM, 2 scenari per un delitto. Un abbraccio alla maestra e alla sua famiglia, che Dio la accolga. Il Fatto Quotidiano, 2 ore di telefonata, Donald, i negoziati ripartano subito, Trump, cioè Putin apre a Trump, accordi e poi tregua, un compromesso, lo reclama il leader russo per il cessate il fuoco. Il tycoon sente pure Zelensky e alcuni capi europei, compresa la Meloni. Rientra nel format volenterosi, la premier mediatrice punta tutto sul Vaticano, accentra a Chigi le politiche spaziali, effetto Musk. I clan minacciano il Foggia, ora sotto tutela dell'antimafia. Il Giornale, telefonata USA-Russia, pace, un altro bluff di Putin, Trump ottimista, i negoziati inizieranno subito, ma Mosca frena, servono accordi appropriati, ipotesi trattative in Vaticano, di spalla, impugnata la legge, regioni, lo stop del governo al terzo mandato in Trentino. Per il 2 giugno la Fenice rifiuta di suonare l'inno, Fratelli d'Italia, vergogna. Fotonotizia a centropagina, eccola qua l'eroina del giorno, non accetta la fascia tricolore, lo sfregio della sindaca di Merano. La provocazione, il gesto di Catarina Zeller, sindaco di Merano. La questione irrisolta, il Sud Tirolo non si sente italiano, inutile credere che sia il contrario, scrive Filippo Facci. Ancora Il Tempo, eccolo qui, anche qua un grande titolo stamattina perché prosegue l'inchiesta del Tempo sull'Islam, il signore delle moschee, il falegname, il prestanome, la copertura delle associazioni. Ecco chi c'è dietro gli acquisti di immobili di Paderno Dugnano, negati ai cittadini italiani e destinati ai soli musulmani. Così nasce il processo di islamizzazione nell'Interland di Milano. Poi qui a sinistra la strada verso la pace, Putin-Trump, la trattativa corre sul filo, lo zar, ora compromessi, Donald, negoziati subito, i leader di Russia e UE, oltre 2 ore al telefono, Zelensky, ma ora non si decida nulla senza di noi. Vedete Osho implacabile, c'è Trump al telefono che parla dall'altro lato con Putin. Vabbè, per concludere, quando fammi iniziare sto cessate il fuoco, aspetta che te richiamo che c'ho mia madre sotto. Date una medaglia a quest'uomo, è veramente geniale. Prima di passare a Repubblica concludiamo con Il Tempo. Il Vaticano si candida per i colloqui, la spinta di Meloni e dei volenterosi, anche la Germania applaude la premier. Il caso Trentino Friuli, il governo impugna il terzo mandato, ora Fedriga minaccia la crisi. E poi ancora sgarbo istituzionale, la sindaca di Merano si toglie la fascia, scoppia la bufera, l'ira del centrodestra indegna del ruolo.
Volevano 54.000 euro, l'inno d'Italia da Piazza San Marco, l'orchestra della Fenice non suona, i sindacati chiedono troppo. Questi sono quelli che poi il 25 aprile vi fanno la lezione che voi siete liberi di pensarla come loro. La Repubblica, Trump-Putin, negoziati subito, telefonata di 2 ore, il presidente russo, colloquio franco e utile. Zelensky, nessuna trattativa senza di noi, il Papa riceve Vance, conferma disponibilità a vertice di pace. Meloni decisi a sostenere l'iniziativa del Vaticano. Gaza pronta all'occupazione, Borrell, Israele va fermato. La Lega spacca il governo sul no al terzo mandato, poi l'intervista ad Alessandro Gasman, cancellate il nome di mio padre dal teatro dell'odio, semplicemente perché nel teatro a Gallarate c'è stato l'Emigration Summit. Ecco il motivo per il quale Alessandro Gasman si sente offeso. La polemica di Corrado Augias, la neosindaca di Merano che rifiuta la fascia tricolore, si può sempre dimettere, non è un problema. Intesa sulla Brexit, Londra e Bruxelles tornano più vicine. La Stampa, anche qui vedete che l'apertura è sempre sulla telefonata Trump-Putin che vi abbiamo raccontato ieri sera a Zoom nella puntata numero 1000. Trump, trattiamo la pace dal Papa, sull'Ucraina non c'è ancora la svolta, Merz, più sanzioni alla Russia, Netanyahu, a Gaza la carestia va evitata per motivi diplomatici. 2 ore di telefonata con Putin che chiede lo stop agli aiuti militari, Donald, i colloqui inizino subito, poi chiama anche Meloni. La visita di Vance, ne scrive il collega Giacomo Galeazzi, Leone XIV in Vaticano, negoziato umanitario. Fotonotizia, centropagina, le 2 madri di Garlasco, oggi gli interrogatori, Elisabetta Stasi, nascondono la verità, Rita Poggi, è tutto troppo. Lollobrigida poi sul terzo mandato lancia un messaggio, un rametto d'ulivo alla Lega, riapriamo il tavolo. La Verità, l'attesissima telefonata dura più di 2 ore, ma niente cessate il fuoco, Trump-Putin serve il ruggito di leone. Il capo del Cremlino, tregua solo con accordi appropriati. Il tycoon incalza, subito i negoziati tra Mosca e Kiev, il Vaticano si è già detto pronto a ospitarli. Poi aggiunge, colloquio eccellente, ho informato Zelensky, la Meloni e altri leader europei. La Verità continua nella sua operazione Verità, perdonate la ripetizione, sui film italiani finanziati dai presenti che paghiamo le tasse, Serville e Salvatores, flop da 7 milioni, più della metà pagati dagli italiani. Per citare l'epigrafe in uscita e nel finale di Mediterraneo, dedicato a tutti quelli che stanno ancora scappando. Piano pandemico dell'OMS, torna la censura, rimangono troppe ambiguità nel testo che verrà adottato oggi dall'organizzazione in sessione plenaria e non si conosce la posizione che assumerà il ministro Schillaci. Borghi avverte, non prenda decisioni definitive. La compagnia della Salis a Genova, campo largo pieno di contraddizioni, per i voti dice sì a Gronda e nucleare. Con i blu cerchiati in C, la FIGC rischia grosso, Brescia penalizzato fuori tempo massimo, il pastrocchio per salvare la Samp e Gravina e poi per finire il Trentino Friuli Venezia Giulia, il nodo del terzo mandato fa bisticciare la maggioranza. Libero festeggia i suoi primi 25 anni, auguroni, Feltri ai 25 anni di Libero, vi spiego il suo segreto, 16 pagine di speciale per il compleanno, l'intervista del direttore Mario Secchi al fondatore. Qual è invece il titolo d'apertura? Eccolo qua, che brutta fine, l'ultima carnevalata PD, con lenzuolino e megafono giocattolo. Scusate. E che non si rende conto di quello che sta leggendo. Riparto, chiedo scusa. Che brutta fine. L'ultima carnevalata a PD, con lenzuolino e megafono giocattolo, Schlein fa sit-in sotto la Rai. I Dem sono a caccia di scuse per il flop referendum, la TV ci oscura. Prove di disgelo, Trump chiama Putin, negoziati subito, li ospiterà il Papa. Centrali spente da Merkel, dietro fronte tedesco si torna al nucleare, ma guarda un po'. Le previsioni sul PIL, l'Italia cresce di più di Parigi e Berlino. Più PIL per tutti.
il summit sull'immigrazione a Gallarate, la battaglia sul teatro Gassman, il figlio non apra ai fascisti, cioè a voi, ricordatevelo, fascisti, anzi fascioleghisti, quindi razza peggiore pure, fascisti, perché in Italia c'è il fascismo e voi non lo sapete, ma in Italia c'è il fascismo e degli eroi lottano ogni giorno per farvela pensare come loro vogliono, così non diventate fascisti. Vabbè, lasciamo perdere, dai, occupiamoci di cose serie. Ecco qua, Italia Oggi, PNRR, chieste 107 modifiche, spostamento di risorse dall'idrogeno al biometano, dalle infrastrutture di ricarica elettrica a rottamazione auto, nuovi obiettivi sui cantieri dell'alta velocità ferroviaria, ne scrive Francesco Cerisano a pagina 26. Carlo Valentini invece a pagina 9, per la prima volta nella storia il centrodestra strappa la città di Bolzano al centrosinistra. Baratto digitale, le tesi dell'amministrazione finanziaria alla base delle indagini fiscali su Meta, LinkedIn e X devono superare le obiezioni UE, ne scrivono Bartelli e Rizzi a pagina 21. Bando di gara, Sanremo, la Rai è l'unica candidata per il festival, ne scrive Andrea Secchi a pagina 17. Poi abbiamo Renato Mannheimer per la gioia della Schlein che si è presentata con Lenzolino, i 5 referendum vanno verso il fallimento, lo dicono i sondaggi, quindi non è questione di Rai, è proprio che non gliene frega niente a nessuno. Il diritto è rovescio, eccolo qui, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi. L'enorme attenzione mediatica legata ai funerali di Papa Francesco e all'elezione di Papa Leone XIV potrebbe far immaginare una ritrovata centralità della fede. È un errore. Al di là del fascino dei riti, delle tradizioni, delle liturgie, in Occidente oggi è dominante un equivoco, che il metodo scientifico e la tecnologia abbiano reso obsoleta l'idea di Dio, la scienza come antitesi della fede, ma è un'opinione incongruente. Gli enormi progressi fatti dalla fisica, dalla chimica, dalla biologia hanno reso evidenti in modo sempre più dettagliato le leggi che ci governano. Un universo ordinato è il presupposto necessario della ricerca stessa. Se il cosmo fosse solo caos, non sarebbe conoscibile e non sarebbe possibile alcuna forma di conoscenza. Ma se l'esistente non è figlio del caso, serve necessariamente qualcuno che abbia stabilito quest'ordine e le sue leggi immutabili, e questi non può che essere Dio. Pienamente d'accordo. Poi tra l'altro vorrei ricordare a chi ci ascolta che i papi si sono dedicati a encicliche, una su tutte, la Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, che negli anni 90 ci ha spiegato esattamente come fede e ragione sono due ali per volare e non sono in antitesi tra di loro. Non è un caso che forse uno dei più grandi scienziati si chiami Antonino Zichichi e sia credente, per cui, come vedete, Fides et Ratio, no? La trovate online sul sito del Vaticano, l'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. Va bene, vediamo che ora si è fatta, le 7:56, siamo più o meno in orario, allora andiamo con i quotidiani locali. Brescia Oggi, il Brescia denuncia la protesta dei tifosi, cessione del club, spunta compratore. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, febbre scudetto, 500.000 in coda virtuale per un biglietto. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, politica, legge elettorale, tutto da rifare. Corriere del Trentino, terzo mandato, sgambetto al governatore leghista, il governo impugna, Fugatti furioso. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, le grandi riforme, nuovo passo per l'autonomia. Lori del Santo confessa, corteggiata da Trump, mi intrigava. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, la sentenza Busi, condannata a 21 anni. Condanna a 21 anni, scusate, non è condannata, condanna a 21 anni. Corriere della Sera, Brescia, il caso Cellino attacca, guerra legale. Corriere della Sera, Dorso di Milano, il carcere, i tristi record di San Vittore. Corriere della Sera, Dorso di Roma, regole e decoro, bar e ristoranti da Piazza Navona a Campo dei Fiori fioccano le multe. Multate anche le turiste che si levano i sabò e camminano scalze sui San Pietrini romani. Come fanno? Come fanno? Corriere Torino, l'emergenza, sono poveri i giovani e il lavoro. Corriere dell'Alto Adige, il vincitore del ballottaggio, Corrarati, riporterò sicurezza.
Corriere di Bologna, la grande fuga, medici di base, il bando è un flop. Corriere Fiorentino, la Toscana, scomparsa, l'ombra del sequestro. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, uccise la moglie, 14 anni. Gazzetta di Modena, tangenziale, velox irregolare, la Cassazione annulla le multe. Siate benedetti, giudici della Suprema Corte, e che Dio vi doni salute e felicità per almeno 1000 anni. Torniamo a noi. Gazzetta di Reggio, condannato a 7 anni per la strage di Gaida. Giornale di Brescia, metro fino a Concesio, c'è l'intesa. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Mulazzano, stop all'agrivoltaico, raccolte già 1000 firme contro l'impianto. Il Giornale Milano, con il coprifuoco antimovida, bar e comitati divisi sugli orari, ma Sala multi chi rimane in strada. Vedete la fotonotizia, la tragedia di Lomazzo, lo schianto del bus coi bimbi in gita, muore la maestra. Il Piccolo di Trieste, non cedo a lotte di potere, Fedriga e la crisi in regione, non c'entra il terzo mandato, ma il governo impugna la legge di Trento. Il Piccolo di Alessandria, api decimate in provincia, la caccia può salvare gli alveari? A saperlo. Secolo XIX, Genova non torni indietro, intervista a Tajani, Picciocchi e la buona amministrazione, la sinistra si è solo rifatta il trucco. Il Tirreno, banda tradita dal Pizzino, 11 arresti a Livorno per l'assalto al portavalori sull'Aurelia. La Gazzetta del Mezzogiorno, le mani sul calcio. La Nuova di Venezia e Mestre, Anna era senza contratto. La Prealpina, inferno al ritorno della gita. La provincia di Como, scontro sul bus dei bimbi, morta maestra di 43 anni. La provincia di Cremona, l'università ci crede. La provincia di Lecco, scontro in Superstrada 36, muore imprenditore lecchese. La provincia di Sondrio, basta allagamenti sulla 36, l'isolamento costa caro. E poi chiudiamo con Repubblica Palermo, il treno veloce già in ritardo, la Palermo-Catania fuori dal PNRR. Il governo cambia il programma, saltano i fondi per il completamento della linea ferroviaria, sull'opera vanno altre risorse, ma slitta la data del 26. Il viaggio oggi richiede fino a 6 ore, anche perché ci sono i lavori in corso di raddoppio fino a Dittaino, quindi le 8, noi ci fermiamo e ci sentiamo Luca Carboni, inno nazionale del 1995, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sono troppo bolognese, tu sei troppo napoletano, egli è troppo torinese e voi siete troppo di Bari. Se noi siamo troppo orgogliosi, loro sono troppo veneziani, anche dentro la stessa città siamo sempre troppo lontani. E siamo sempre troppo romani, sì che siamo troppo milanesi, e lo vedi anche allo stadio che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi perché siamo troppo fiorentini, e la polizia controlla che non stiamo troppo vicini. E allora sono troppo bolognese, tu sei troppo cagliaritano, sventoliamo troppe bandiere col bastone nella mano e diventiamo troppo violenti, e se non ci spacchiamo i denti comunque ci promettiamo in coro che ci romperemo il culo.
anche troppo menefreghisti. Allora giubbotte coi manganelli, comunque non eravamo troppo fratelli, poi diventammo troppo comunisti e anche troppo democristiani. Eh sì che il tempo passa, ma siamo ancora troppo italiani. Sì che eravamo troppo fascisti oppure troppo menefreghisti, e allora giubbotte coi manganelli, non eravamo troppo fratelli, poi diventammo troppo comunisti e anche troppo democristiani. E sì che il tempo passa, siamo ancora troppo italiani. Luca Carboni con Inno Nazionale anno 1995, le 8, 4 minuti e 47 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Nel frattempo sono arrivate le vostre prime zappe al 340-670-9659. Andiamo a vedere che cosa mi avete scritto. Roberto Amonza, ciao Roberto. Matahari aveva più o meno lo stesso cognome, cioè si riferisce alla sindachessa Zeller. In realtà Matahari aveva il suo vero nome era Margareta Gertruida Zelle, però era olandese, non era tedesca. Andiamo avanti, Walter, ciao Antonino, editoriale fantastico il tuo di questa mattina, una nota sulla chiusura che avrei scritto utilizzando la dieresi sulla U. Sindaca. Ma vada via è il CU, qui la dieresi non so come inserirla, ma pensaci tu, Walter. Vabbè, è un simpatico invito a riconsiderare la situazione, onorevole Zeller. Ancora, sono Marcello di Ostia, non avete più i podcast, in particolare la rassegna stampa che va in onda quando lavoro, l'ascolto sempre in podcast durante la pausa pranzo. Ma da ieri non è possibile, segnaleremo la cosa. Ancora Marco da Milano, ciao Marco, pare che finalmente i civili palestinesi abbiano capito che se vogliono che Israele termini gli attacchi su Gaza si debbono ribellare ad Hamas. El Vigo, leghista orgogliosa di esserlo, fascista anche no, figlia di un partigiano cattolico che oltre a SS e fascisti ha avuto come nemico bastardo anche i partigiani rossi. L'onore a tuo padre, ci mancherebbe pure. Io semplicemente ironizzavo, perché sapete che ogni tanto vedo qualche commentino di questi qui, sapete, con la puzzetta sotto al naso, sti radical chic del Menga, che vengono sotto la diretta Facebook e scrivono i 49 milioni, buongiorno Fessi, tutte ste robe qua. Quindi purtroppo nella loro testa questo c'è, capito Elel? Non è... E noi ne ridiamo sopra, perché il riso è la cosa più dissacrante che ci possa essere. Castigat ridendo mores. Alle volte le situazioni più gravi, più difficili, i personaggi più atroci, basta smontarli con una risata, perché lì gli finisce tutta la boria, gli passa. E se si incazzano vuol dire che li hai toccati nel punto giusto. Questo è lo scopo della satira, ridere contro qualcuno. L'ironia invece è ridere con qualcuno. Allora, se siamo a prenderci il tè, ironizziamo sul tempo. Mi scusi, un'altra zolletta gradisce? Un po' di latte, è vero? Tutto molto pittoresco, diceva nel 77 Enrico Montesano. Quantunque io. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali, bella gente. Nel frattempo continuate a scrivere 340-670-9659. Vi ragguaglio brevemente su questa telefonata, soprattutto l'analisi del Corriere
del Corriere della Sera, dall'inviato del Corriere Marco Imarisi, il colloquio franco che tradisce tensione, prima le concessioni, poi il cessate il fuoco, le posizioni sono ancora lontane mentre i falchi premono. Cosa succede? Succede che l'attesa era moderata, ancora domenica i notiziari della Sera non avevano messo il colloquio USA-Russia in cima alla loro scaletta. Nessuno si aspettava una svolta, quanto piuttosto ulteriori elementi per tenere vive le aspettative, fossero di pace, tregua o guerra per sempre. La sensazione è che le colombe abbiano di che essere deluse. La dichiarazione di Putin, che ha definito la conversazione intensa e assai franca, viene letta come l'ammissione del fatto che non è andata molto bene, almeno per chi sperava in un passo avanti verso la fine delle ostilità. L'essenziale di questa telefonata è che è stata molto dura, dice al telefono un Sergei Markov dalla voce un po' abbacchiata, perché anche alcuni falchi, come l'ex consigliere del presidente, iniziano a non poterne più. Trump chiedeva il cessate il fuoco, Putin l'ha respinto e ha insistito che un'eventuale tregua può essere solo un passo verso la pace vera. Ma se l'Ucraina non farà concessioni non ci sarà neanche la tregua, mi sembra che il senso sia questo. La linea ufficiale verrà data dal Cremlino. Al momento i suoi esponenti più vicini al presidente, come il consigliere Yuri Ushakov, fanno melina raccontando di reciproci convenevoli, come gli auguri di Putin per la nascita dell'11° nipote di Trump e il chiamarsi a vicenda per nome. Ma anche lui riconosce che si è trattato di una conversazione franca che alla fine si è concentrata sulla questione della conclusione del conflitto ucraino. Non è ancora una prova, ma l'esultanza del filosofo ipernazionalista Alexander Dugin costituisce senz'altro l'indizio di un nulla di fatto. Si tratterà della pace solo dopo la nostra vittoria con la V maiuscola militare. Quando l'avremo conseguita, basta, ci sarà la pace. Si sono messi d'accordo per continuare a sentirsi? Perfetto. Anche un osservatore più calmo e posato, come Konstantin Blokin, capo del centro studi dei problemi di sicurezza presso l'Accademia delle Scienze, riconosce che il colloquio tra Trump e Putin è stato transitorio, propedeutico soltanto a un futuro incontro tra i due leader. Quel momento si avvicina. È possibile il formato trilaterale con la partecipazione di Zelensky come richiesto dalla parte ucraina. E in mezzo ci saranno gli USA che si considerano il driver principale del processo negoziale. È una tesi che trova d'accordo anche il vicepresidente del Senato Konstantin Kosachev, che degrada la telefonata tanto attesa a semplice occasione di ascolto reciproco, a suo avviso con l'implicito obiettivo di non far uscire la Casa Bianca da questo gioco dell'oca sul negoziato. Questi non hanno capito che se tirano ancora un po' la corda, Trump non è che ha bisogno di fare guerre o armi. Trump fa una telefonata e dice: sapete che c'è? Inondiamo il mercato del petrolio di barili di Shell Gas americano, così il petrolio scende a $10 al barile e poi scende magari a 5. E poi nel momento in cui tutte le riserve, tutti i serbatoi sono pieni e il petrolio ce n'è così tanto che non costa una mazza e diventa addirittura antieconomico estrarlo, i russi muoiono di fame. Questo è quello che Trump farà. Del resto l'aveva detto pure in campagna elettorale. La guerra non ci sarebbe stata, se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, perché a lui sarebbe bastato molto semplicemente distruggere il prezzo del petrolio, che è la fonte principale da cui i russi incassano soldi. Questa è la realtà dei fatti. Poi, se ci vogliamo raccontare le favole, ce le raccontiamo. È vero però che questa telefonata, ora come ora, malgrado l'ottimismo di Trump che ci ha messo la faccia, si è giocato l'all-in, attenzione, Trump ci ha giocato veramente tutto il suo prestigio di mediatore mondiale, eccetera, eccetera. Se non succede niente, è chiaro che lui non ci fa una bella figura, ma un uomo che ha un ego sconfinato, e lo sappiamo che ha un ego sconfinato, uno che addirittura si mette in testa di cambiare nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America e tiene la cartina con la scritta Golfo d'America nello studio ovale perché è stato lui a cambiarlo. Cioè, uno così, secondo voi, può accettare di fare una mala figura davanti a tutto il mondo dopo che si è impegnato e ha detto a tutti quanti guardate che ora si mettono a negoziare e trovano il cessate il fuoco? Meditate, gente, meditate. Vi lancio questa provocazione.
Allora, andiamo a vedere nel frattempo che altro c'è a corollario di questa guerra. Tra l'altro la situazione tattica è questa: Mosca avanza ma senza sfondare, scrive sempre il Corriere. Nel Mar Nero Kiev è in vantaggio, l'affondo nelle zone occupate costa reclute ai russi, linee di rifornimento sempre più difficili. La situazione è tale che, ecco, vedete che questa è una cosa che hanno loro, che hanno sviluppato gli ucraini su una cosa che avevamo inventato noi nel corso della seconda guerra mondiale. Questo è il barchino esplosivo, ora diventato drone di nome Magura, utilizzato dagli ucraini nel Mar Nero, ha una capacità di carico utile di 320 kg di esplosivi. Sta roba l'avevamo inventata noi nella seconda guerra mondiale, erano dei motoscafi veloci che avevano un pedale che bloccava il timone. L'operatore che faceva? Lanciava il motoscafo a tutta birra contro per esempio una nave in porto, si lanciava, aveva il sediolino eiettabile, si catapultava fuori una volta bloccato il barchino, e il barchino sulla prua aveva una carica da 300 kg ed era spinto dal motore dell'Alfa 6C 2005 con 90 cavalli. Quindi il motore Alfa Romeo lo spingeva a tutta birra contro l'obiettivo. Il barchino colpiva, esplodeva e affondava naturalmente il bersaglio. Oggi questa roba è la stessa cosa, ma viene fatta telecomandata e non credo abbia un motore Alfa sotto, se no andrebbe pure più veloce. Comunque, cosa succede sul piano tattico? Sul piano tattico succede questo, che ieri, prima della telefonata tra Trump e Putin, Mosca ha annunciato di aver conquistato gli insediamenti di Marin nella regione di Sumy, vicino al confine con la Russia, e Novolenivka, nella regione orientale del Donetsk. Altri successi sul campo che mettono lo zar in una posizione di forza. Tuttavia gli esperti militari concordano: Putin non riuscirà a occupare la totalità dei territori che rivendica. La faccenda è semplice. Mosca al tavolo negoziale pretende non solo gli oblast di Lugansk e Donetsk, che controlla il 99,66%, ma anche quelli di Zaporizhzhia e Kherson, di cui ha in mano il 70%, esclusi però i capoluoghi di regione. Di fatto, il Cremlino non ha abbastanza tempo e uomini per occupare tutta l'area che reclama. Il vantaggio militare da spendere sul tavolo negoziale non è illimitato e Putin stesso, nonostante l'opinione pubblica non sia per lui un problema, sa che non è una buona idea far aumentare il numero di caduti in modo esponenziale. Secondo problema, le linee di rifornimento per prendere Pokrovsk, ad esempio, e spingersi verso Dnipro e Zaporizhzhia, l'armata si troverebbe con le spalle scoperte e dunque non riuscirebbe ad avanzare. I generali russi hanno poi un terzo tema sul tavolo non da poco, il Mar Nero. Se sul fronte terrestre Mosca è in vantaggio, su quello marittimo Kiev ha il meglio. Le forze ucraine le forze ucraine rivendicano di aver distrutto o danneggiato l'anno scorso un terzo della flotta russa. Il tutto nonostante il notevole vantaggio della marina avversaria e nonostante i tagli agli aiuti militari disposti dall'alleato statunitense. Ma non solo. Proprio ieri l'SBU ucraino ha annunciato la distruzione di un sistema radar russo, il Neva, utilizzato per il monitoraggio dell'attività aerea e di superficie dei magazzini situati sulle piattaforme di produzione di gas nel Mar Nero, in un'operazione condotta dalla 13ª Direzione Generale del Dipartimento di Controspionaggio Militare, con l'impiego combinato di droni aerei e navali. Nel Mar Nero l'SBU utilizza di solito i droni Sea Baby, mentre l'intelligence militare, il GUR, e in particolare il suo gruppo 13, la divisione creata ad hoc, impiega i droni navali Magura, con cui all'inizio di maggio sono stati abbattuti 2 cacciarussi Su-30. Nel dicembre 2024 invece era stata la volta di 2 elicotteri russi Mi-8, ma i Magura sono anche quelli che hanno affondato la nave pattuglia russa Sergei Kotov nel marzo del 24 e la nave da sbarco Cesar Kunikov nel febbraio dello stesso anno. Da allora le ostilità sul Mar Nero si sono placate. La Russia ha spostato la maggior parte delle sue risorse navali dalla Crimea verso l'est e l'Ucraina è riuscita a riprendere la sua navigazione marittima. Una goccia nel mare, forse, ma non troppo piccola.
Ecco, questa è una cosa molto interessante, il fatto che l'Ucraina abbia conservato il cosiddetto potere navale. Questo è importante per l'equilibrio della guerra e non certo per le sorti, ma per l'equilibrio di sicuro. Andiamo a vedere allora sul Tempo, così concludiamo anche quest'ampia pagina dedicata alla guerra. Eccolo qui. Andiamo a vedere allora il ruolo del Vaticano, perché il presidente Trump ieri ha parlato della possibilità che la Santa Sede e quindi il Vaticano possa essere fisicamente il luogo di questa, come possiamo dire, di questa trattativa tra i russi e gli ucraini. E se ci fate caso, nella sua omelia di inizio pontificato, della messa di inizio pontificato, il Papa ha lanciato un messaggio agli ortodossi quando ha detto camminiamo insieme alle chiese sorelle e ha parlato di tutela della varietà nell'unità, che è un'espressione proprio del decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II anno 1964. Questo decreto è del 64, nel quale appunto la Chiesa parla degli orientali, sia delle chiese cattoliche ovviamente in comunione con Roma, di rito orientale, che naturalmente l'ortodossia, tutto il grande mondo che si apre a est. Dunque, andiamo a vedere quindi Leone 14 e Vance su Il Tempo, quel colloquio privato che parla di pace, la fine della guerra in Ucraina, il centro dell'incontro tra il vicepresidente USA e il Santo Padre. Sono stato umilmente onorato, ha scritto Vance, ha detto Vance, di incontrare Papa Leone XIV e guidare la delegazione presidenziale a Roma per la sua messa inaugurale, ha scritto sui social Vance. Abbiamo avuto un grande colloquio, so che è un vero servitore di Dio, spero cose importanti, spero che tutti gli americani si uniscano a me nel pregare per il nuovo Papa mentre inizia il suo ministero. L'incontro è avvenuto dopo che Leone XIV ha detto che la Chiesa cattolica può svolgere il ruolo di mediatore nei conflitti. Messaggio ribadito anche domenica nell'udienza privata con Volodymyr Zelensky. Credo che il Vaticano, in particolare il Papa, sarà un grande difensore della pace mondiale, così troveremo molte cose importanti su cui lavorare insieme, ha detto Vance lasciando la capitale. Una frase quasi profetica se letta dopo diverse ore, quando il presidente Trump, al termine della telefonata col leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha fatto intendere che il Vaticano potrebbe essere la sede per i negoziati di pace. La visita del numero 2 della Casa Bianca ha rafforzato la speranza dell'amministrazione Trump e in generale la destra americana che con Leone XIV si possa avere un reset delle relazioni col Vaticano dopo anni di conflitti con Papa Francesco, che criticava alcune delle posizioni di Trump come non cristiane, ovviamente sui migranti, ma anche sulla politica ambientale. Subito dopo l'elezione, l'8 maggio scorso, è emerso che il cardinale Robert Prevost aveva nei mesi scorsi pubblicato dei post, ora cancellati, in cui criticava in particolare Vance sia sull'immigrazione che sulla sua interpretazione del principio teologico dell'Ordo Amoris, interpretazione stroncata, va ricordato, da Francesco in una lettera ai vescovi americani. Lo traduciamo, l'Ordo Amoris, cioè chi è che devi amare per primo, prima la tua patria, poi le altre patrie, poi eccetera eccetera. Ecco, Prevost gli aveva risposto dicendo tu è meglio che non ti impanchi a parlare di teologia perché dobbiamo amare tutti quanti. Fine. Riassumo in breve la querelle tra i due. Leone però ha fatto dell'unità uno dei primi temi del suo nuovo papato e i cattolici conservatori americani, come Vance appunto, si sentono in sintonia con la sua sensibilità missionaria e il suo pragmatismo amministrativo. Ora, io vi voglio bene, colleghi del Tempo, non è, caro collega Nicolò Salvatori, non è una polemica verso di te, ci mancherebbe, però questo mi fa riflettere su una cosa e vorrei in questo anche il vostro parere. Questo Papa è nato nel 1955, il precedente nel 1936. Un Papa nato nel 1955 significa che quando la Chiesa ha avviato le riforme conciliari, le riforme volute dal Vaticano II, lui aveva 10 anni ed era chierichetto.
Quando è entrato negli Agostiniani eravamo già negli anni 70. Lui aveva 21 anni quando Paolo VI ha incontrato per un disperato tentativo di rappacificazione Lefebvre. Avete visto che dei lefebvriani non si parla più? Se ne parla più. Era uomo adulto e missionario all'epoca di Giovanni Paolo II negli anni 80, quando l'hanno mandato in Perù. Che cosa voglio dire? Voglio dire che per questo Papa, che è cresciuto sostanzialmente nel post-concilio, come me, come tutti quelli che siamo nati dopo il 1965, è chiaro che concetti come la Chiesa tradizionalista, la conservazione, i cardinali con lo strascico di 12 metri come quel ridicolo di Burke, tutta quella roba lì, per loro, per lui, per noi che siamo venuti dopo, è preistoria. È come se domani venisse uno e vi dicesse: da domani per legge dovete circolare tutti con la balilla, prodotta negli anni 30. Ma non ha senso girare con una macchina degli anni 30 nel mondo del 2020. E qua è la stessa cosa, no? Che ti fanno ancora il discorso, no, ma la messa conciliare è meglio quella in latino, quella. Per questo Papa, giustamente, per motivi anagrafici, come per la maggioranza di tutti quelli nati dopo, ripeto, il Concilio Vaticano II, queste discussioni di conservazione non hanno più senso. E figuratevi quando ci sarà un Papa nato, per esempio, verso la fine degli anni 70, che sarà dopo di lui. Quindi perfettamente in clima post-conciliare. Per cui a me tutti questi discorsi di conservazione cominciano a convincermi molto poco, devo dirvi la verità. Ratzinger aveva per esempio queste critiche. Ratzinger nella sua autobiografia scrive che la riforma conciliare lui non la condivideva, pur celebrando la messa di Paolo VI, perché diceva avevano preso pezzi del vecchio edificio e li avevano messi in pezzi del nuovo, e per lui non era una cosa coerente. Ed è per questo che aveva fatto il motu proprio, autorizzando le parrocchie con la forma straordinaria, eccetera, eccetera. Ma era un uomo nato nel 1927, che aveva 35 anni quando è cominciato il Vaticano II. Quindi per lui era un discorso ancora aperto. Ma per uno che è nato nel 1955, ripeto, che cosa gliene può fregare? Chiudiamo questa parte e passiamo invece a un argomento che diciamo così di molto violento pianto per quote. Perché? Perché parliamo, ahimè, del terzo mandato. Terzo mandato, il governo ha impugnato la legge trentina, quindi legge da regione, in questo caso provincia autonoma, e quindi significa statuto speciale, e naturalmente la cosa non è stata approvata e non è stata apprezzata dalla Lega. Eccoci qua sulla stampa. Domenica la crisi in Friuli Venezia Giulia, sale la tensione in vista del voto di novembre, Fratelli d'Italia minimizza, l'opposizione attacca, questa maggioranza non c'è più. Il governo impugna il terzo mandato, ma Salvini dice di no. Che cosa è successo? L'oggetto del contendere è il terzo mandato nelle regioni a statuto speciale, che arriva dopo la bocciatura della Corte Costituzionale sulla Campania e di riflesso sul Veneto del Doge Luca Zaia. I ministri della Lega si sono espressi contro l'impugnativa voluta da Fratelli d'Italia e Forza Italia per portare davanti alla consulta la legge elettorale della provincia autonoma di Trento, votata poche settimane fa, che consentirebbe al presidente uscente Maurizio Fugatti di ricandidarsi per una terza volta nel 2028. Lui la prende malissimo, è un atto istituzionale molto pesante, con una chiara valenza politica, mentre Matteo Salvini prova a minimizzare. Si tratta di una vicenda locale, questione di prospettive. Di certo è un nuovo strappo nella maggioranza, proprio mentre a Venezia è in corso il Festival delle Regioni con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'atteso arrivo di Meloni, che alla fine però dà forfait. Una forte influenza la costringe al riposo, fanno sapere dallo staff. Cancellati tutti gli impegni, il confronto col governatore del Friuli Venezia Giulia è rinviato a giovedì a Roma. Per Fedriga la decisione del CDM è una doccia gelida, dato che anche nella sua regione a statuto speciale si stava lavorando a una norma sulla falsariga di quella trentina.
Lui però, se fosse sfiduciato oggi, non essendo ancora alla metà del secondo mandato, potrebbe ricandidarsi senza bisogno di mettere mano alla legge sul numero dei mandati. Uno dei motivi per cui forse si è arrivati al dunque proprio ora. Ciò che è accaduto in Consiglio dei Ministri in ogni caso non ha precedenti. Finora, per manifestare il proprio dissenso su qualche provvedimento, i leghisti avevano scelto forme più soft, come non presentarsi o astenersi. Questa volta però hanno messo nero su bianco la differenza di vedute con gli alleati. Prima il ministro delle riforme Roberto Calderoli, che ha rivendicato con orgoglio le radici autonomiste e federaliste della Lega per dire no al ricorso davanti alla Suprema Corte. Poi il vice premier e segretario del Carroccio Matteo Salvini, che si è detto contrario pur limitandosi a quella che a qualcuno è sembrata una difesa d'ufficio. Non ci sarà alcun problema per il governo. Antonio Tajani però non ha perso occasione per ribadire la contrarietà di Forza Italia. La legge deve essere impugnata perché dal punto di vista giuridico la legge nazionale non può essere smentita da una legge regionale, anche se a statuto speciale. La spaccatura per le opposizioni è plastica. La maggioranza non c'è più, dice la capogruppo PD alla Camera Chiara Braga, non si può far finta di niente. Scontro politico a parte, fra gli addetti ai lavori sono in molti a pensare che quella di Fratelli d'Italia e Forza Italia sia una mossa calcolatissima. La sentenza della Corte Costituzionale sulla Campania, infatti, fa un elenco delle sentenze in materia e ne cita una sulla Sardegna, dove la Consulta ha detto no ai 3 mandati consecutivi per i sindaci nei territori sopra i 15.000 abitanti, stabilendo che sui diritti politici fondamentali deve esserci un rispetto omogeneo. L'elettorato passivo, spiega il costituzionalista Stefano Ceccanti, è diritto fondamentale. La legge dei comuni sardi, come quella della provincia di Trento, viola gli articoli 3 e 51 della Costituzione sull'uguaglianza e sull'accesso alle cariche pubbliche. Su questo non possono esistere differenze sul territorio nazionale. Il governo ha fatto ricorso e probabilmente sarà vincente. Sarà un caso, ma la Premier in CDM è sembrata così convinta da ipotizzare che in caso di bocciatura dell'impugnativa i giochi sul terzo mandato si riaprirebbero anche per le regioni ordinarie. E per quanto riguarda Lollo Brigida dice sostanzialmente che bisogna portare le cose alla loro dimensione. Federica giovedì si vedrà con la Meloni, magari ne parleranno, ma tutti i leader hanno ridimensionato la cosa. Non sono vicende che incidono sulla compattezza del centrodestra. Non abbiamo niente contro Fugatti, che è bravissimo e contiamo di stare al suo fianco fino a fine legislatura. Stesso discorso per Federica. Non vogliamo aprire nessuna crisi. Che cosa succederà? A saperlo, però lui prova a gettare acqua sul fuoco. Le 8:30, meteo, pubblicità e poi torniamo con Toto Cutugno, l'italiano 1983. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo sul nostro paese. In mattinata avremo infatti una nuvolosità diffusa e compatta al centro-nord, anche con qualche pioggia sulle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche e sulla Sardegna. Sole prevalente all'estremo sud. Nel pomeriggio maltempo più intenso al nord, specie tra Liguria e Alta Toscana, ma qualche precipitazione interesserà anche il resto del centro. Nubi in aumento anche sulle regioni meridionali, ma tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca rimas. Perché?
perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potete mai potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto? Non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudemica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Oh, l'anno era il 1983, questo era Toto Cutugno con L'Italiano, Ladies and Gentlemen, pezzo che, come ricorderete, spopolò a Sanremo quell'anno e che è in fondo un ritratto dell'Italia dei primi anni '80. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta. Io l'ho usata ieri mattina prima di andare in onda, la crema alla barba alla menta, e purtroppo mi sono tagliato. Difatti stamattina non mi sono fatto la barba, vi chiedo scusa. Va bene, allora riprendiamo la rassegna stampa. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra e di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Poi vi ricordo che dopo le 9 apriremo il telefono allo 0292947222. Cambiamo argomento, torniamo su Il Tempo, perché sapete che Il Tempo da qualche settimana si sta occupando dell'Islam alla conquista dell'Italia. Bangladesh, quel denaro inviato dagli stranieri senza controlli e tasse. Pensate, marocchini, pakistani, filippini mandano soldi all'estero con i money transfer, ma usano ospedali, scuole, abitazioni senza pagare un euro. Il governo dice stop. Che cosa succede? Una montagna di denaro, scrive il collega Cristian Campigli sul Tempo, guadagnato in parte in nero, in parte in modo del tutto regolare in Italia, da immigrati residenti nel nostro paese che invece di rimettere in circolo quei denari, li spediscono in Bangladesh piuttosto che in Marocco, in India o Perù. Una sorta di lavatrice del contante, quella che viene effettuato quotidianamente dai money transfer, caduti ora sotto la lente di ingrandimento del governo. I temi che si intrecciano in questa vicenda sono solo apparentemente intricata, sono molti e toccano da vicino, nel concreto, le tasche di tutti gli italiani, soprattutto quelli meno ricchi, che ogni mese devono fare i conti con le difficoltà, carovita, rinunce quotidiane. Partiamo dai numeri. Nel 2023 sono stati inviati solo in Bangladesh 26 milioni dal territorio dell'ex provincia di Gorizia, secondo i dati di Banca d'Italia. Nel 2024 da Roma sono partiti 306 milioni di euro sempre per il Bangladesh, 170 da Milano per le Filippine, oltre 52 per la Georgia da Bari, 44 da Brescia in direzione Pakistan. Prima domanda, dove sono finiti quei soldi? Per aiutare la famiglia di origine del lavoratore straniero in difficoltà o per finanziare terrorismo, produzione e vendita d'armi o di droga? Impossibile saperlo, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di operazioni finalizzate con denaro contante di piccolo taglio. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di trasferimenti di 100-200 euro alla volta ed è sostanzialmente impossibile seguire il flusso di quel denaro una volta che è giunto in nazioni asiatiche o africane. V'è poi un problema fiscale. Una parte consistente di queste ricchezze proverrebbe da lavoro a nero, non regolare, pagato, come da prassi, in modalità cash total black. Soldi che in un amen fanno il giro del mondo e salutano l'Italia. Milioni di euro che non ritornano però in circolo sul nostro territorio, dove pure sono stati guadagnati. Ovvero, con quei soldi non vengono poi comprati televisori o lavastoviglie, e di conseguenza su quegli oggetti non vengono pagate tasse. Stranieri che al contrario usano i nostri ospedali, si rivolgono ai nostri medici di famiglia, transitano sulle nostre strade. Ma il vero buco nero sul quale il centrodestra vuole intervenire è che le cosiddette rimesse consentono agli immigrati residenti in Italia di avere moduli ISEE, l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari, bassissimi. E questo, a sua volta, consente ai cittadini stranieri di poter avere accesso a tutta una serie di servizi pubblici, finanziati quindi con denaro derivante dalle tasse dei cittadini, dai quali vengono sistematicamente esclusi gli italiani. Gli esempi
Sono molteplici, partiamo dal servizio più ambito ed economicamente più rilevante, l'accesso alle case popolari. La graduatoria si basa su alcuni parametri, ma l'ISEE rappresenta senza ombra di dubbio la valutazione principale. Dover pagare un affitto o mutuo può arrivare a rappresentare per alcune famiglie italiane circa la metà del proprio guadagno mensile. Nelle città più importanti le rate mensili possono toccare anche i 1.000 euro, a fronte di stipendi che raramente superano i 1.500. Discorso analogo per i servizi di mensa e pulmino per gli asili, le scuole materne ed elementari. Non serve svolgere chissà quale inchiesta per essere consapevoli come la gratuità per i suddetti servizi spetti nel 90% dei casi a cittadini stranieri. Quando la sinistra sostiene che gli immigrati non godano degli stessi diritti degli italiani, ha ragione. L'accesso ai servizi di chi è nato in Bangladesh o Pakistan è infatti di gran lunga più agevole, più tutelato, in una parola migliore rispetto a romani, fiorentini o milanesi. Una stortura inaccettabile che va sanata al più presto. Mentre tutto questo accade, a Susanna Ceccardi qualche galantuomo, si fa per dire, ha deciso di scrivere una serie di cosuzze. Solidarietà per la leghista attaccata sui suoi profili. L'eurodeputata Susanna Ceccardi, minacce e insulti non mi fermeranno, continua i valori italiani. Minacce di morte, insulti sessisti non mi intimidiranno. Chi vorrebbe zittirmi sappia che continuerò a difendere a spada tratta la nostra identità, sovranità, i valori profondi dell'Italia, radicati nella storia e nella nostra cultura. Vergognatevi, così in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che condanna messaggi d'odio e minacce social ricevute nelle scorse ore, tra cui frasi gravissime come giuro che t'ammazzerò, troia italiana di merda. Queste intimidazioni, e ci scusiamo con le signore e soprattutto con Susanna Ceccardi, ma questo è quello che le hanno scritto. Queste intimidazioni violente e inaccettabili, per le quali ho già sporto denuncia, non scalfiranno di una regola il mio impegno, aggiunge l'europarlamentare della Lega. Dal Parlamento europeo alle piazze dei nostri comuni continuerò a rappresentare e difendere chi chiede sicurezza, rispetto delle regole, difesa dei confini, stop all'islamizzazione. Mi auguro che i responsabili di questi attacchi vigliacchi vengano individuati quanto prima dalle autorità competenti e desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e vicinanza. Se ci possiamo aggiungere, gliela testimoniamo pure noi e credo che su questo saremo tutti d'accordo. E poi appunto il signore delle moschee, il caso di Paderno Dugnano, dove la gestione del mercato immobiliare diventa strumento di colonizzazione islamica, intermediari facilitano la vendita di terreni e case ad associazioni musulmane che così allontanano gli italiani. In particolare appunto a Paderno Dugnano, 50.000 abitanti, provincia di Milano, dove in data 7 aprile 2025 l'antico tempio dei Testimoni di Geova in via Filippo Meda è stato venduto a un'associazione islamica. Per l'esattezza, l'acquirente è la Casa della Cultura Musulmana e la capienza del tempio ci risulta essere 1.000 persone a turno di preghiera. Una folla oceanica per cui oggi i cittadini hanno timore in primis per la propria sicurezza, anche perché si riverserebbero in quella zona tutti i fedeli che fino al 2023 hanno occupato abusivamente un seminterrato situato al villaggio ambrosiano, via Derna. Eppure, visionando le carte, dietro non c'è la medesima associazione. Nel caso del centro islamico abusivo, infatti, i proprietari dell'immobile fanno capo all'associazione della famiglia Felice, che però risulta al contempo possedere altre proprietà. Come mai? Da dove derivano fondi di simili operazioni economiche non certo abbordabili? Ci risulta che a Paderno, soprattutto nella zona centrale, ci sia più di un intermediario che sui social fa proselitismo islamico e lancia pesanti accuse contro il governo, estremamente abile nel gestire la compravendita di abitazioni senza mai figurare, mascherandosi sotto professioni di altro tipo e soprattutto prestanomi. Le case gestite sembrano essere rivolte solo ed esclusivamente a musulmani, proprio per diffondere il verbo, per allargare la comunità, per creare un centro nevralgico in cui ritrovarsi e pian piano allontanare i cittadini italiani. C'è una rete, un sottotraccia che però ha un unico disegno e la medesima volontà: avere in mano la gestione del territorio e diffondere il più possibile il verbo dell'Islam, non più solo tramite occupazioni abusive, bensì mediante transazioni economiche apparentemente regolari.
Dissimulare e provare a confondere le idee è la parola d'ordine, motivo per cui nessuno di loro è nullatenente, tentando così di nascondere il loro vero business dietro professioni di facciata. Le due associazioni in questione peraltro non possiedono partita IVA, bensì codice fiscale, ed è per questo motivo che reperirle presso la Camera di Commercio non è possibile, dato che apparentemente da parte loro non vengono effettuate attività di tipo commerciale. Nonostante la straordinaria abilità di queste persone, che probabilmente pensano di non riuscire a essere intercettate, le nostre autorità sono perfettamente a conoscenza dei movimenti in atto, li studiano e sono attenzionati. Con estrema professionalità non hanno voluto comprensibilmente rilasciare alcun tipo di dichiarazione, essendo il tema sensibile, ma è tutto già sotto il loro stretto controllo. Tra attività di brokeraggio abusivo, occupazioni, insulti rivolti al premier Giorgia Meloni, al vice premier Matteo Salvini e all'europarlamentare Silvia Sardone, il quadro dell'Interland milanese, e non solo, non è più da sottovalutare. E pensare che a Crema, sempre in Lombardia, nella scuola primaria di Santa Maria, un imam ha tenuto una lezione sull'Islam, che a Genova si parla ancora di costruire una moschea, il tutto senza che la religione islamica abbia firmato un accordo con la Repubblica Italiana, come le altre religioni che si sono impegnate a rispettare le nostre leggi. Questo perché i loro dettami, dalla Sharia fino alla poligamia, sono per definizione incompatibili con i nostri. In Italia purtroppo è pieno di piccoli e grandi focolai come quello di Paderno, su cui è necessario far luce per impedire che in nome di Allah vengano commesse le peggiori nefandezze. Serve una presa di coscienza collettiva, soprattutto da parte di chi ha tentato di non vendere per scopi certamente meno nobili rispetto all'interesse nazionale. A questo punto io introduco anche un'amica che voi conoscete molto bene, che è la responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega, Suad Sbai, e Suad Sbai sa benissimo quello che dice. Islamizzazione silenziosa, sempre qui sul Tempo, tenere alta la guardia. Cosa dice Suad? Come donna di origine marocchina che ha scelto di vivere in Italia, sente il dovere di denunciare ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi. L'Islam radicale, spesso finanziato da paesi stranieri, si insinua dietro la maschera della religione per esercitare un controllo politico e sociale sulle comunità musulmane. Le donne sono le prime vittime, obbligate al velo, private dell'autonomia, emarginate dal mondo del lavoro e dell'istruzione, relegate ai margini. Non è questione di fede privata, ma di segno ideologico che ambisce a riscrivere le regole della democrazia, a manipolare il concetto stesso di libertà. Purtroppo, per paura di essere etichettati come intolleranti o islamofobi, in troppi scelgono il silenzio. S'accetta che predichino imam non formati nel nostro paese, si lasciano proliferare luoghi di culto non regolamentati, si tollerano parole pericolose mascherate da sermoni religiosi. L'Italia non può permettersi di commettere lo stesso errore di altre nazioni europee dove oggi esistono zone fuori controllo, realtà parallele dove le leggi dello Stato faticano a entrare. In quei luoghi le donne vivono nell'ombra, i giovani sono attratti da ideologie estremiste e lo Stato ha abdicato alla sua autorità. L'Italia deve tornare a distinguere tra integrazione e sottomissione. Integrare significa rispettare le leggi dello Stato, condividere i principi della Costituzione, promuovere i diritti delle donne e dei bambini. Chi viene in Italia deve farlo per costruire un futuro comune, non per imporre una visione retrograda e fondamentalista. Abbiamo bisogno di scelte politiche coraggiose, di controlli più stringenti sui finanziamenti esteri, di una formazione culturale solida per chi lavora nel sociale e nella scuola. Serve anche ascolto verso chi, come me, ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dell'estremismo. Non possiamo più permetterci di restare in silenzio. Tacere equivale a cedere, parlare è un atto di responsabilità verso il futuro del Paese. Come non essere d'accordo, caro Suad? Infine una comunicazione di servizio. Oggi dalle 16 alle 17 torna Pop Economia Rumore della bravissima Alessandra Mori. Chi saranno gli ospiti di oggi? Nino Sunseri, Maria Allinei, Graziella Giangiulio e Giancarlo Righini. Cosa ci sarà? Ci saranno i raggi X per Ursula e le ecoidee, i consumi, i conti delle bollette e molto altro, l'agricoltura come traino del Made in Italy e poi altri spunti molto interessanti per le vostre riflessioni e informazioni.
E adesso qui Parlamento con Alberto Bagnai. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos. 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci, le 9, 5 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa mi avete scritto. Dunque, allora l'Italia potrebbe rivedere la grande quantità di denaro e benefit che dalla sua nascita come regione ha dato, ottenendo in cambio disprezzo e voto prima per la DC e poi per la sinistra. Che loro sappiano di utilizzare bene i contributi ricevuti non è una giustificazione. Antonia di Udine si sta riferendo alla sindachessa di Merano. Ancora, mister Antonino, gli arabi rimarrebbero in silenzio nel vedere il prezzo del petrolio così basso? Ma ovvio che no, però è chiaro che una manovra del genere, io mi riferivo all'ipotesi che aveva fatto Trump per azzoppare la Russia, cioè inondare il mercato del petrolio col petrolio americano. Ancora Silvio da Torino, ciao Silvio, credo che Trump sia innanzitutto un vero sovranista e voglia lasciare il segno nel suo ultimo mandato, sentimento e schiena dritta. Sono d'accordo con te. Ciao Antonino, io sto con la sindaca di Merano, forse uno dei suoi familiari era uno di quelli deportati dai carabinieri negli anni 70, quando il triste Stato italiano sottomise il popolo tirolese. Veramente negli anni 70 nascono le province autonome ulteriormente di Trento e di Bolzano e nascono dopo gli attentati fatti nei 60. I Pooh fecero un disco che si chiama Brennero 66, disco rosso in Rai, non poteva andare in onda, nel quale si parla di questo.
Lorenzo da Como, buongiorno Lorenzo. Buongiorno Antonino, quanto accaduto a Merano può indignare ma non deve stupire. In quelle zone i confini politici non hanno mai coinciso con quelli geografici. Poco importa avere un'autonomia derivante dallo statuto speciale quando ti senti straniero in un paese che non senti tuo, anche solo dal punto di vista linguistico. Meno male che Süd Tirol Volkspartei è un partito di sinistra, altrimenti oggi avremmo i talk show che non parlerebbero d'altro. Invece domani avremmo dimenticato tutto. Buona giornata. Guarda, visto che tu dici un paese che non senti tuo anche solo dal punto di vista linguistico, 14 anni fa, non lo dimenticherò mai, Italia Oggi mi ha mandato a Merano a seguire un convegno. Sono arrivata alle 8 della sera in questo hotel, scusi c'è cena, possiamo fare cena? No, qui abbiamo solo il servizio di colazione. Va bene, dico io, c'è una pizzeria? Sì, mi danno questa cartina. Attraverso il fiume faceva un freddo che Dio solo lo sa. Entro in questa pizzeria, cosa c'è di più italiano di una pizzeria? E mi pare di essere in una scena dell'ispettore Derrick, tutto legno alle pareti, c'erano lui con la classica giacca da film dell'ispettore Derrick, lei che parlava con lui, seduti al tavolo condividendo un calice di vino, atmosfera ovattata, giornali esclusivamente in tedesco, l'unico in italiano era l'Adige, mi ricordo. E allora mi è venuto incontro il cameriere parlandomi in tedesco, non so che cosa mi abbia detto, io ho detto buonasera, vorrei una pizza margherita. C'è qualcosa di più italiano della pizza margherita? Voglio dire, cosa c'è? La pizza margherita, la Vespa, il Pino di Napoli, ste robe qua ci sono. La Torre di Pisa. Sì, tu aspetta qua. Sono stato lì ad aspettare, ho preso sta pizza, me ne sono uscito nel gelo tornando verso l'albergo. E io ho avvertito una sensazione orrenda che io vi auguro di non provare mai. Veramente, ve lo auguro di cuore. Questa sensazione è quella di sentirti tu straniero nella tua stessa patria. Ed è una cosa orrenda. Andiamo avanti, scusate se rimando quello che avevo scritto ieri. Il signor Antonino mi ha risposto che quanto da me richiesto esiste in Italia, l'atto di richiamo. La domanda è, scusi se la faccio di nuovo, ma se questa legge in Italia esiste già, come mai ancora arrivano i barconi carichi di stranieri senza lavoro e senza casa? Chi li ha richiamati? Non li ha richiamati nessuno, è semplicemente gente che ingrassa i signori scafisti. Questa è la realtà. Gente che si fa pagare $5.000 a passaggio per metterli sulle carrette e andare a morire lì. Molto spesso vi vorrei ricordare che gli immigrati vengono messi su queste carrette del mare come strumento di pressione politica nei confronti degli altri paesi. Vi ricordo che noi paghiamo Erdogan perché non li mettano sulle carrette del mare e dalla Turchia facciano la rotta dello Ionio sbarcando in Calabria. Ancora, pienamente d'accordo con la sindaca di Merano, anche se di centrosinistra, inoltre piena solidarietà e affetto alle grandi combattenti leghiste Susanna Ceccardi, ad Anna Maria Cisinta, Silvia Sardona, Isabella Tovaglieri soprattutto. Dino dalla provincia di Brescia, e meno male che Brescia è la leonessa d'Italia, vero Dino? Buongiorno, è molto semplice fare una legge, tanto la maggioranza c'è, discuterla, approvarla con voto segreto in Parlamento in modo tale che tanti parlamentari della sinistra la voterebbero. Che tipo di legge? Obbligo di comportarsi secondo le leggi e le regole occidentali, divieto di costruire moschee, pena rientro in patria, anche se hai ricevuto la cittadinanza italiana. Molto semplice, è una legge incostituzionale perché in Italia tu non puoi imporre, non puoi vietare la costruzione di moschee, visto e considerato che tutti possono professare la loro religione, purché questo sia in pubblico che in privato, purché questo non contrasti col buon costume. Due ultime cose, poi apriamo il telefono. Grazie a Claudio Plazzotta, veramente, che mi commuove col filo di nota stamattina di Italia Oggi. Ma dove siete finite, vecchie star dei TG? Cosa scrive il nostro Claudio? In questi anni di documentari in TV su vari casi di cronache in Italia, dal terrorismo a oggi, io mi ritrovo sempre a fare la domanda: ma dove vanno a finire i conduttori dei telegiornali? Persone di famiglia che sono entrate nelle nostre case tutti i giorni per tante stagioni, che ci hanno accompagnato in momenti epici della storia del paese e che poi basta distrarsi un attimo, scompaiono nel nulla. E te le ricordi solo se riguardi quei vecchi pezzi di TG1, di sgualciti TG2,
Dentro quei documentari sul caso Moro, la mala a Milano, Vermicino, l'attentato al Papa, Tangentopoli, il delitto di Cogne, la strage di Erbe, eccetera, eccetera. Molti sono passati a miglior vita, alcuni hanno semplicemente appeso il monitor al chiodo, altri sono addirittura andati al grande fratello VIP. Il fatto è che d'improvviso sono spariti e seppur fossero nel nostro cuore, colpevolmente non ce ne siamo accorti, a ennesima dimostrazione che nessuno è indispensabile a questo mondo. Ma io preferisco immaginare che per quei miti che scandivano le nostre giornate ci sia una grande redazione dove ancora si incontrano e buttano giù la scaletta per il prossimo notiziario. Massimo Valentini, Alberto Michelini, Piero Badaloni, Vittorio Citteric, David Sassoli, Maria Luisa Busi, Angela Buttiglione, Paolo Di Giannantonio, Liliano Frattini, Attilio Romita, ovvero quelli del TG1. E poi le star del giovane e fresco TG2 socialista, Mario Pastore, Carlo Picone, Carmen la sorella, Italo Moretti, Maria Concetta Mattei, Giancarlo Santalmassi, Roberto Amen, Alberto La Volpe, Alda Deusanio, Lorenza Foschin, Michele Cucuzza, Daniela Vergara. Dove siete? Mancate tanto, davvero. Sono brava, sono bella, sono Carmen la sorella, vi ricordate? Mamma mia, che ricordi, grazie Platz, maestro di vita. Chiudiamo con quest'ultimo argomento. Da Italia Oggi, secondo i sondaggi non si raggiungerà il quorum del 50+1% degli aventi diritto al voto, il referendum è verso il fallimento. C'è una generale disaffezione nei confronti dello strumento. Tra gli elettori della Lega, scrive Renato Manheimer su Italia Oggi, solo il 16,4% dichiara di voler andare a votare. Lievemente maggiori sono le percentuali registrate tra i votanti per Fratelli d'Italia, 24,2%, e tra quelli di Forza Italia, 21,9%. Inoltre i dati non sono positivi. L'affluenza stimata è infatti molto bassa, attorno al 35%. Tanti, 32,3%, dichiarano di non voler andare a votare, tanti altri, 32,7%, sono indecisi. Con questo abbiamo finito la rassegna stampa. 0292947222, il telefono è aperto da questo istante. Ladies and gentlemen, chi vuole può telefonare, oppure 340-670-9659. Noi prendiamo le altre zappe in arrivo o WhatsApp che dir vogliansi e naturalmente vi leggiamo e vi commentiamo, bella gente. Abbiamo 2 telefonate, le prendiamo subito. Pronto, chi è là? Buongiorno, sono Lisetta, signor Tonino. Lisetta carissima, ben trovata. Grazie a lei. Allora, buona giornata anche, aggiungo Grazie. io. Allora, il colloquio Putin-Trump di ieri. Sì. Da quello che ne deduco io. Allora, il presidente russo, signor Tonino, ha elencato, mi sembra, alcune questioni che non si capisce come verranno gestite, praticamente sul terreno. Sì. Ci sarà una tregua, io dico bene, ma cosa succederà, signor Tonino, durante questo periodo e chi controllerà che quanto definito tra le parti verrà rispettato? Io ci ho pensato anche a questo. Non è che qualcuno sfrutterà queste giornate per riorganizzarsi e per riamarsi? Il Cremlino quindi rilancia il pallone nel campo degli americani, sempre secondo la sottoscritta, aspettandosi delle future proposte che possono potenzialmente portare ad una tregua temporanea, e qua siamo d'accordo tutti. La domanda che oggi si pongono alcuni influenti analisti è se questa di Putin non sia solo una tattica attendista per guadagnare tempo in un momento in cui le forze armate federali stanno riconquistando la regione russa di Kursk da agosto in mano agli ucraini e stanno mettendo in difficoltà, mi sembra, un po' ovunque i militari di Kiev. Un bel punto di domanda. Adesso non si sa cosa il capo della Casa Bianca possa offrire a Putin in termini di business, il comune sfruttamento dell'Artico. Punto di domanda. Trump sa bene che il Cremlino non è disponibile a concessioni geopolitiche. E poi voglio terminare. Putin vuole la pace? Questa è la vera domanda a cui nessuno, signor Tonino, forse nemmeno lo stesso capo del Cremlino, è ora in grado di rispondere. Dipenderà forse dalle circostanze e dalla possibilità di Putin, secondo me, di poter mantenere una futura solida narrativa presso la propria opinione pubblica. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata di nuovo.
Lisetta, le dirò che io sono pienamente d'accordo con lei, lucida come un laser e precisa e puntuale appunto come un laser, come sempre. Ha ragione. Altra telefonata, pronto, chi è là? Nando in Tapioltello, Ciao Antonino, Nando. ciao. L'ultima volta ci sono andato io in pizzeria e ho ordinato una buonissima pizza con lo speck, te la consiglio. Quella piace pure a me. Senti, che l'Italia sia unita per difendere gli italiani da Bruxelles e dal mondialismo a me va benissimo, siamo tutti nella stessa barca in questo periodo storico e quindi condivido la linea della Lega per Salvini Premier. Però mi resti vince qui che il tricolore è il Veriminga, perché quella è una bandiera di un'Italia nata male. Quando avremo fatto tutte le riforme istituzionali più importanti, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, come il federalismo, l'autonomia, il premierato, magari anche la Repubblica presidenziale, secondo me bisognerà anche toccare questo tema della bandiera e dare alla nuova Italia una nuova bandiera che abbia dei richiami storici alle radici culturali giudaico-cristiane, che abbia un richiamo storico allo Stato italiano che più di tutti gli altri Stati italiani ha fatto la storia, la Serenissima Veneta Repubblica. Quindi una bandiera che comprende il leone di San Marco, la croce e la menorah ebraica, e il tricolore il Veriminga, anche per tutta una serie di motivi che conosci meglio di me, visto che sei cattolico. Ciao. Grazie, ma ancora stiamo a parlare della massoneria nel tricolore dopo oltre 160 anni, vi prego. C'è gente che è morta per quella bandiera. Altra telefonata, pronto, chi è là? In linea? Sì, buondì. Ciao. Senti, a me spiace di non essere d'accordo con te sulla critica al tradizionalismo della Chiesa. Cioè i fenomeni non è che si devono guardare in funzione delle date. Un Papa nato dopo il concilio non è che può cambiare le regole della religione come stava avvenendo. Le regole della religione stanno nelle scritture che hanno migliaia di anni e lo stesso è la lingua ufficiale della Chiesa. Poi uno la può pensare come vuole, ma io dico questo, a furia di concessioni stiamo arrivando a livelli di ateismo diffuso che non sono mai accadute. Quindi bisognerebbe anche fare una riflessione su questa cosa. Le forme qualche volta sono anche sostanza, non sono solo questioni formali, questioni che non interessano perché il tempo passa e quindi chi è nato dopo il 70 oramai dà per scontato certe cose non sono mai scontate se uno ci crede. Scusami, grazie, ciao. Allora, a parte il fatto che quello che cercava di fare le concessioni non è Prevost che è nato appunto nel 55, ma Bergoglio che era del 36. Resta un fatto, se la Chiesa non avesse fatto quel percorso di aggiornamento voluto da Roncalli, che badate bene non è stato cambiare la religione, chi dice che il Concilio Vaticano II abbia stravolto la religione evidentemente non conosce il Concilio Vaticano II né le ragioni che si trovano alle sue basi. Il Concilio pose il principio che, fermissima nella dottrina, la Chiesa avrebbe dovuto cambiare il modo di porgere la sua predicazione al mondo e quindi in questo senso va interpretato l'aggiornamento conciliare. Detto ciò, a maggior ragione, dice ma il latino, la tradizione. Io ci sono andato alle messe autorizzate da Ratzinger. Personalmente non mi ci sono trovato affatto. Non mi ci sono trovato affatto. O vedere le signore con la veletta, gente di 30 anni, donne di 30 anni con la veletta. Vi prego, dai, queste cose mi sembrano abbastanza d'antanne, abbastanza superate. Anche perché parliamo di quale rito? Il rito di San Pio V, quello di Giovanni XXIII, edizione del 1962, quello che tolse tra l'altro l'espressione perfidi Judeis, che poi non erano perfidi perché cattivi, ma perfidi perché non avevano la fede. Oppure ancora vogliamo tornare ai riti della Chiesa primordiale? A quale? La Chiesa è ovvio che si deve aggiornare, è ovvio che la Chiesa deve andare avanti. Due cose. Monsignor Marini, il cerimoniere di Wojtyła, disse che senza il nuovo rito non sarebbero stati possibili i viaggi
di Giovanni Paolo II nel mondo. Aggiungerei, oggi le chiese probabilmente sarebbero parcheggi perché sarebbero completamente vuote. Altre 2 telefonate, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Vorrei tornare sul discorso dell'immigrazione. Prego. Io vado a lavorare a piedi, in quanto lavoro a circa 1 chilometro da casa mia. Fino a 1 anno fa mi capitava di vedere una donna velata una volta ogni 2 settimane. Adesso te ne capitano, per dirti, alle 7:30 del mattino, di vederne 2 o 3 alle 7:30 del mattino. Allora, poi un'altra cosa, quindi questo deve farci riflettere, ok? Donne velate che portano a scuola i loro bambini. Io faccio il centralinista e tra le filiali che seguo, nonostante io ti chiami dalla Lombardia, da Mantova, seguo la filiale di Mestre. In questo periodo, tutti gli anni, c'è un florilegio di personaggi che non sanno una parola di italiano, che devi interpretare, che aprono conti alla filiale di Mestre. Tutti gli anni in questo periodo. Perché? Perché a Mestre, lo sappiamo, c'è tutta una serie di negozi in mano a bangladesi, comunque a personaggi che vengono da quei posti là, e che quindi hanno in mano il commercio della città. Mestre, ti ricordo che l'anno scorso ha avuto anche qualche problema legato a pestaggio, a uccisioni, eccetera, riportati anche dai vari TG5, Rai 1, eccetera. Sì. È una città, anche perché lì ci sono, dalle parti di Venezia, sai che c'è la Fincantieri, e ormai la Fincantieri, io lo so perché i miei colleghi di Mestre me l'hanno raccontato, è all'80%, 90% in mano a operai pakistani, Sri Lanka, perché gli italiani a lavorare a 60 gradi d'estate con una fiammossidrica in mano non ne vogliono sapere. Queste sono parole dei miei colleghi di Mestre che hanno a che fare con queste persone, quindi io non so come facciano a vendere contratti, a fare mutui, a aprire conti correnti, eccetera. Allora, ultima cosa, la storia è una grande maestra ma non ha alunni. Cosa succede? Noi avremmo dovuto imparare da quello che accade nei paesi stranieri, tipo Scandinavia, Francia, Belgio, eccetera. Arrivano le persone dall'estero, cominciano a abitare i quartieri piuttosto che li fanno diventare delle enclave, gli italiani scappano via perché non riescono a vivere in quei posti e praticamente impongono la loro legge. Questo cosa vuol dire? Poi chiudo davvero, che tra qualche tempo anche nei quartieri italiani le nostre ragazzine di 14, 15 anni, 10 anni, le nostre donne, verranno avvicinate da personaggi che le diranno: ascoltami, tu sei carina, però tu non devi girare vestita così. Oggi te lo dico, domani te lo ripeto, dopodomani ti sistemo. O impariamo queste piccole regole e quindi cominciamo anche noi della Lega come politici a mettere davanti tutte queste cose, non che non lo facciamo, ma secondo me lo facciamo in maniera troppo leggera e facciamo forse capire alla gente che il nostro futuro potrebbe essere quello di Stoccolma, dove ci sono interi quartieri dove la polizia non entra nemmeno più, se non in forze. Ciao Antonino, grazie. Grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Mario, ciao. Buongiorno. Buondì. Poco carino ieri, Danna, quando io ho attaccato mi ha detto amen a spregio. Va bene, allora, io quello che volevo denunciare oggi è praticamente la colpa grandissima della Chiesa che va in questi paesi del terzo mondo, specie in Africa, con lo slogan crescete e moltiplicatevi. Sì, vai pure a portare la parola di Dio per chi ci crede, ma porta anche una grossa quantità di preservativi, di educazione sessuale, di spirali, di pillole anticoncezionali. Allora, il problema demografico è quello. Scusami, ma tu conosci la dottrina della Chiesa in tema di contraccezione? Come? Tu conosci la dottrina della Chiesa in tema di contraccezione? Può la Chiesa portare in Africa le spirali e i preservativi? Sì, o lo no? deve portare, perché, e ti spiego perché. Il prossimo No, io ti ho problema posto una domanda precisa. Tu conosci la dottrina della Chiesa in tema di contraccezione?
Lo so, l'ho detto, crescete e moltiplicatevi, sono contro i preservativi, specie i vescovi, quelli che sono centroafricani nell'Africa subsahariana, te l'ho detto. Allora, se la vuoi Chiesa saperlo, Cattolica non è... Allora, la Chiesa Cattolica, se mi posso permettere, perché non ci sei solo tu che hai studiato tutto. La Chiesa Cattolica, per quanto riguarda la contraccezione, è ovviamente contraria, ma predica la soluzione dell'astinenza sessuale. Quindi dire tu alla Chiesa Cattolica dovete portare i preservativi, capisci che è un controsenso. No, E poi allora, perché no, proprio la Chiesa Cattolica? Perché non i musulmani? Perché No, la allora, Chiesa Cattolica? Me lo spieghi? No, allora, diciamo allora, io sono contrario alle religioni in genere, quindi a me non me ne frega niente, cattolici o musulmani. Non è questo il problema. Io so solo una cosa, che guardo il problema demografico nei prossimi 20 anni. L'Africa avrà più di 2 miliardi e mezzo. Allora facciamo il caso della Nigeria, le do alcune notiziole così Danna si fa un'idea. In Nigeria in questo momento sono 180 milioni di abitanti e nel 2050, cioè fra poco, fra 20 anni, va bene, saranno 560 milioni più della popolazione europea. E secondo te è per colpa della Chiesa Cattolica? Aspetti, e se mi fa finire, Danna. Io ho ancora 2 minuti e 3 persone in coda, vedi tu. No, velocemente, dai. Io vabbè, se queste cose le danno fastidio, me ne farò una ragione. Io ho qui delle persone africane, ce n'ho 2, che stanno perennemente gravide, hanno già 3-4 bambini e stanno ancora gravide. E c'hanno i mariti che bighellonano al parco qui vicino alla stazione la mattina non facendo niente, la sera non avendo l'attività, e cosa fanno? È gente che ha gli ormoni a 3000 e tromba la sera. Ovviamente la metto un po' sul volgare per far capire. Il problema è di educarli anche qui nelle parrocchie dove vanno sta gente qui, va bene, i nigeriani specialmente, i centroafricani, queste cose qua. Il parroco, la chiesa, quello che è, le strutture dello Stato dovrebbero fare non una vasectomia di massa come fece Indira Gandhi in India 30 anni, 40 anni fa, ma deve fare un'educazione sessuale seria, con psicologi, con assistenti sociali, la distribuzione delle pillole, dei profilattici. Le Oggi pillole in siamo nel parrocchia è 2025. straordinario. Chiudi per favore, France, dai. Le pillole in parrocchia. Abbiamo altre telefonate, pronto? Chi è là? Pronto? Sì, carissimo. Sono Antonio da Milano, buongiorno. Benvenuto. Allora, io ho in mano la Verità di qualche giorno fa, di aprile, e mi parla di droga, forse questo nessuno lo sa, soprattutto le anime belle che vogliono tutti gli immigrati. Allora, nel paese delle piazze di spaccio aperte 24 ore su 24, la Polizia di Stato ha risposto colpo su colpo. Ci sono 7.000 operazioni e 9.000 denunce, sono 6.800 arresti. Di questi 6.800 arresti, 4.400 sono di extracomunitari, di cui 390 minori. Penso che i dati sono dati ufficiali della Polizia di Stato, per cui quelli che dicono poverini, 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 rendetevi conto di come stanno le cose. Un'altra cosa, le elezioni in Romania. Io andrei a vedere qualcosa, perché non si può, io ho una persona che è stata recentemente in Romania per 15 giorni e ha parlato con queste persone, loro non vogliono l'Europa, non vogliono l'euro, ne avevano piene le scatole di quello che attualmente è il primo ministro, ex sindaco di Bucarest, ne hanno piene le scatole, non lo vogliono vedere, per cui c'è qualcosa che non va per me. Questo è quanto da quello che ho sentito. Poi sulle moschee, un'altra cosa. Tu hai detto che lo Stato italiano permette di costruire liberamente tutte le cose. Va bene, fino a un certo punto, perché come sappiamo i signori musulmani, l'organizzazione musulmana, non hanno firmato accordi con lo Stato italiano, per cui, per quello che io sappia, per cui per me questi sono degli abusivi, fino a prova contraria. Ti saluto e buona giornata.
Grazie. Torno a ripetere, la Costituzione non vieta il culto purché esso non contrasti con i principi del buon costume. Un'altra cosa, noi possiamo raccontarci quello che vogliamo, resta un fatto. Certamente ci sono dei rumeni che non amano il neoeletto Presidente della Repubblica. Il fatto però è che Simeon in ogni caso ieri ha concesso la sconfitta e ha accettato il risultato delle elezioni. Anche questo è un fatto, per cui la cosa si chiude qui. Liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Avete ascoltato la rassegna stampa.